Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Presentarti come un'eccellenza napoletana, secondo me è doveroso. Perché comunque stiamo parlando di Marinella, che è un brand storico che mi ricordi che è nato nel 1914. 1914 e penso sia un'eccellenza non solo napoletana ma italiana. E noi che adesso abbiamo parlato praticamente con tutta Napoli, molti imprenditori, molti artigiani, ecco, io direi che tu sei forse tra i più noti della nostra città, anche perché grazie, è quello che avete fatto voi, cioè in tutti questi anni è quello che avete costruito, quindi ve lo meritate. Voi siete arrivati anche a personalità di spicco a livello mondiale, cioè io addirittura ho sentito il presidente degli Stati Uniti veste Marinella, per esempio. Allora, tutti i presidenti americani dalla famiglia Kennedy in poi. Quindi wow, di tanto tempo fa. Che sono 50 o 60 anni ormai. Praticamente sì. Praticamente tutti i presidenti della Repubblica. Siamo stati da Mattarella qualche mese fa, poi ormai il tempo vola, mi sembra ieri. Anche per esempio quando la squadra di tennis ha vinto la Coppa Davis, Sinner ha regalato a Mattarella, quindi vabbè, tramite chiaramente la Federazione Italiana Tennis e Padel FTP, ha regalato una cravatta Marinella a Mattarella e la sua racchetta. Quindi sai, sono quei traguardi che ti fanno capire che stai facendo qualcosa di positivo. È una cosa bella, ma personaggi di spicco in tutti gli ambiti, da attori, da Edoardo De Filippo, per esempio abbiamo dato le cravatte a 007 a Daniel Craig, che chiaramente devi sapere... Le cravatte di James Bond sono Marinella, esatto, bellissime. Esatto. Noi nasciamo nel 1914 come importatori di articoli inglesi in Italia. Considera che all'epoca non c'era globalizzazione, certo. Quindi era difficilissimo reperire determinati articoli appunto stranieri, non italiani. Cioè è nata come un'azienda di import praticamente. Esatto, praticamente sì, non esisteva il brand Marinella, era un negozio che importava articoli. Questo nel 1914 ed era veramente molto difficile ottenere questi articoli, perché all'epoca l'uomo elegante vestiva l'inglese, la donna elegante vestiva la francese. E il mio bisnonno allora si mise in nave, perché allora non è che c'era l'aereo e si arrivava in 2 ore da Napoli a Londra, e quindi nacque questa piccola bottega dove le persone si recavano per prendere questi articoli inglesi. Da lì poi, chiaramente, essendo noi napoletani, e si sa, a Napoli c'è una grande storia sartoriale in tutti gli ambiti, dai guantai, anche a San Gregorio, la creazione delle statuette, per esempio dei presepi, ma anche della sartoria. Ci sono tantissimi ambiti dove ci sono, per esempio c'è Talarico che crea gli ombrelli, che è un pilastro quindi dell'artigianato napoletano, unendo quindi la, diciamo, classicità inglese con le abilità sartoriali o comunque manufatturiere napoletane, è nato Marinella. Nonostante adesso nel mondo si pensa che la moda sia italiana. Assolutamente, ma la moda... Vabbè, forse perché è cambiata questa cosa. Diciamo che, la moda italiana ha da sempre forse dominato un po' ma non tanto come moda intesa, sfilate eccetera eccetera, perché lì chiaramente i francesi sono fortissimi. Adesso chiaramente quasi tutto il mondo del lusso è in mano ai francesi, parlo di abbigliamento, tra Pinault, Arnaud hanno praticamente la maggior parte dei brand, ma chiaramente la moda e comunque l'artigianato italiano è stato da sempre un pilastro. Basti pensare a Versace, Prada, Gucci, ma ce ne sono tantissimi di brand anche nel mondo dell'automobilismo. Basti pensare Maserati, Ferrari, cioè sono comunque Lamborghini, Alfa Romeo, sono tutti leader nei loro settori. Non parliamo del mondo del food, cioè quindi l'Italia è stato sempre un paese come punto di riferimento un po' in tutti gli ambiti. Per le eccellenze nel mondo, mi stanno venendo 3000 cose in mente, perché questo in realtà è un discorso di cui parlammo io e Marco qualche giorno fa, cioè del come mai tutto cioè in Italia le eccellenze sono il lusso. Sì. Ok?
questo è un altro discorso ancora. Prima, altrimenti mi perdo perché sono... Vai, ma tanto è un flusso. Bravissimo, è un flusso di coscienza. Prima cosa, mi viene da pensare, tu immagino vestirai quasi sempre così. Sì, Ecco sì, qua. sì. Ma tu segui la moda? Cioè, nel senso... No, in verità Perché no. secondo me vestirsi di classe, di stile, Ok. ora non so che abbigliamento, cioè come lo chiameresti se di abbigliamento, chiaramente non è il mio, anche se vedi io pure mi vesto alla moda, con una classe incredibile. Sono due cose diverse. Assolutamente sì. Vestirsi alla moda e vestirsi elegante, classico. Allora, se vogliamo essere precisi, non mi vesto alla moda. Mi vesto, considera, comunque, chiaramente io lavorando nel mondo sartoriale, mi vesto la maggior parte del tempo in giacca e cravatta. È chiaro che se devo uscire con gli amici a mangiare una pizza non mi vesto così, mi vesto in maniera chiaramente molto più sportiva. Se devo andare in palestra non sto così, se devo andare a giocare a tennis non sto Io ti così. immagino in palestra con la cravatta, capito? Esatto. Con la cravatta Marinella in palestra. Per non parlare quando chiaramente faccio delle uscite galanti sempre in giacca e cravatta. Certo. No. Chiaramente questa è la mia figura pubblica, Sì. chiaramente dove mi vesto istituzionale dove mi vesto la maggior parte del tempo, e chiaramente molto spesso, come accade nella maggior parte di noi, la figura pubblica istituzionale si va a fondere con la figura privata e molto spesso si accavallano, che non è per forza un male se si riesce sempre a distinguere le due cose, le due personalità, o almeno se queste due personalità diventano univoca bisogna sempre considerare di non diventare troppo artefatti. Io cerco sempre di essere una persona, sono alla fine un ragazzo di 29 anni, ma ho iniziato, appunto ne parlavamo prima, ho iniziato questo lavoro a 21 e chiaramente a 21 anni, sai, uno si veste in giacca e cravatta, si dà un tono, ma resta un ragazzo di 21 anni con delle passioni, con dei sogni. Con delle passioni. Esatto. Cioè, quindi queste cose non scompaiono e non devono scomparire, perché poi succede che a volte uno diventa la persona che vuole far apparire, vedere agli altri. Esatto, ed non c'è cosa più sbagliata. Ti snaturi, perdi di personalità. Assolutamente. Invece è molto più bello vedere sai, Marinella che gioca a Yu-Gi-Oh! E a Pokémon. Esatto. Cioè, capito che sto dicendo? Perché è un ragazzo di 29 anni, del 95, la mia età, che comunque ha vissuto a un passato. Assolutamente sì. Quelle cose lì. Ma io ragazzi, cioè nel senso, quando è che ho finito la scuola? Mi sono diplomato nel 2013, quindi parliamo di 11 anni fa. Mamma mia, Okay? la scuola. Esatto, la scuola. Però io quando tornavo da scuola era Italia 1, ragazzi. Era Italia 1, esatto. cioè è 10 anni fa. Sì. 10 anni fa. È chiaro che poi il tempo passa, eccetera, eccetera, ma quei ricordi restano per sempre, insomma. Sai, sono quelle cose che uno non deve mai rinnegare, deve sempre portare con sé. Poi fanno te stesso. Sì, Cioè, tu sei anche quei ricordi, quelle cose. Quindi tornando al discorso cardine, perché sennò poi ci perdiamo nel flusso, esatto, io non cerco di seguire la moda, sai, non esce un tipo di scarpa particolare o un tipo di cappello o un accessorio particolare, lo devo avere, assolutamente no, anzi, paradossalmente, per esempio, faccio un esempio, la moda, ti parlo del mondo sartoriale, vuole ad esempio che la giacca sia affinata in un certo modo, le pence siano in un certo modo, tanti dettagli, anche la cravatta, la larghezza della cravatta è diventata, diciamo, inizialmente da più larga, dove la pala, cioè che la pala è questa qui, la larghezza, appunto la pala grande della parte frontale della cravatta, inizialmente era 10-11 cm, addirittura 12. Mi ricordo che erano molto delle grandi, con delle fantasie molto grandi, Sì. Successivamente nel corso del tempo sono diventate sempre più piccole, fino a diventare 6, 7, non so se vi ricordate qualche anno fa c'erano delle cravatte sottilissime. Sì. Con delle micro fantasie o completamente tinta unita. Adesso sta ritornando la fantasia grande. Ma Quindi anche questo segue in un certo senso. questo segue un po' la moda, però per esempio per me la cravatta non deve essere né troppo grande né troppo piccola, e a me piace la microfantasia, anche se la moda adesso vuole fantasie più grandi, io continuo a mettere quella microfantasia e, tra virgolette, volgarmente me ne frego. Sì. Però allora io penso che adesso parliamo di cravatte, ma come qualsiasi, cioè alla fine la moda
e la sicurezza in se stessi sta nell'indossare e nell'esprimere il proprio io. Quindi se uno si trova a proprio agio con un determinato capo d'abbigliamento, con un determinato colore, armocromia, non armocromia, quello che si vuole, bisogna essere liberi di indossare quello che si vuole e sentirsi a proprio agio. Quindi, guarda, È la racconto cosa questa giusta da cosa dire, assolutamente. Guarda, racconto questa cosa che è abbastanza, cioè, non privata, perché alla fine non c'è niente di male. Però quando io ho iniziato a 21 anni, cioè prima parlavamo del fatto io di cosa mi occupo in azienda. Io mi occupo in azienda, avendo studiato economia, proprio dei processi, quindi dal carico della merce, lo scarico, il pricing, il gestionale, la gestione dei dipendenti, la gestione dei flussi, la comunicazione, come deve essere coordinata col prodotto, quanto budget allocare per un determinato prodotto, il margine di quell'ultimo, investimenti, sai, anche logistici immobiliari. Quindi tutto questo aspetto sono a 360 gradi sull'azienda, quindi molto tempo lo passo non a contatto col pubblico o a vedere aspetti, tra virgolette, estetici della moda del prodotto, bensì dietro un computer a vedere aspetti più tecnici. Perché dico questa cosa? Quando ho iniziato a 21 anni in questo ambito, chiaramente ero un ragazzo che era appena uscito dall'università, dove, questa è una mentalità italiana, principalmente del sud, squadra che vince non si cambia. E io, dopo un po' di mesi che in azienda capivo che cosa si doveva modificare, presento con un bel piano su ogni area, diciamo dal magazzino alla logistica, al prodotto, eccetera, eccetera. Dicevano: Ale, non ti preoccupare, tu, guarda, abbiamo sempre fatto così, continua, Stiamo eccetera, andando eccetera. bene, cioè. E io ero il ragazzino di 21 anni e per me la cravatta e vestirmi, tra virgolette, elegante, diciamo formale, era una sorta di tuta da supereroe che mi mettevo per darmi un tono, quello che dicevamo prima. E quindi poi adesso chiaramente sono cresciuto, ho avuto modo di, non dico affermare le mie idee, ma di dimostrare che comunque erano delle idee ragionate, frutto di ragionamenti Ad un'età studiati. diversa ti dà anche un po' più credibilità. Assolutamente. Questo è vero. E molto spesso, sai, mi dicono: Ale, ma complimenti, hai 29 anni, così bravo, anche anni di esperienza. Io dicevo: sì, ragazzi, adesso ho 29 anni, ma io dicevo queste stesse identiche cose 8 anni fa. Ah, bello. E 8 anni fa chiaramente avevo una credibilità molto inferiore. Questo pure è una cosa di cui spesso ragioniamo, il fatto che è l'età in alcune circostanze a darti fiducia e appunto credibilità. Ma guarda, però è bello rimanere fedeli a se stessi. Sì, no, ma assolutamente. Io credo purtroppo che l'abito faccia il monaco. Sì. E l'abito non è semplicemente come ti vesti, ma è anche che età hai. Sì. Questa Come è una ti cosa, poni, certo. posso dire, questa è una cosa molto triste che io cerco di applicare un po' a tutti gli ambiti. Allora io dico, voi purtroppo dareste, che ne so, magari degli investimenti finanziari a un ragazzo di 22 anni? Molti dicono: no, non ha esperienza. Dico, sì, ok, magari non ha esperienza, però dall'altro lato magari ha metodologie più all'avanguardia che magari persone di altre un po' più âgé, diciamo, utilizzano metodi di investimento differenti che non sono più all'avanguardia. Ritornando invece prima al discorso che facevamo dei brand, delle eccellenze italiane, c'è una cosa che accomuna tutti quei nomi che hai fatto. Ok. Sono attività, aziende, imprese importantissime di lusso mondiali che adesso però non sono più italiane. Sì. Cioè sono nate in Italia, ma non sono più italiane. Ed è un peccato incredibile, ok? Cioè c'è da piangersi il cuore che l'Italia ha fatto nascere e ha creato questi brand, questi colossi, che però adesso non hanno più proprietari italiani. Voi siete ancora italiani. 100% italiani. 100% italiani. Secondo te cos'è che porta poi l'italiano a scappare in questo modo? Allora, sicuramente offerte. Allora, prima di tutto offerte economiche elevatissime.
E questo, dell'estero che vede queste idee, capisce e poi dice ok, questa la sì, voglio. ma guarda, noi per esempio fummo avvicinati da appunto uno di questi due gruppi, dove ci fecero un'offerta importante, bella sostanziosa, Ok. diciamo, e lì, anche se sei fermamente convinto di rifiutare, non è semplice, non è Ok. semplice perché appunto, sai, si fanno tanti sforzi, si dà tanto valore alla propria creatura, alla fine l'azienda diventa la propria vita. Sì. Un bambino. Un bimbo. bambino. E poi nel nostro caso l'azienda porta anche il nostro cognome. E tra l'altro noi che, per chi non è di Napoli, diciamo, il negozio storico si trova a Piazza Piazza Vittoria. Vittoria. E io e mio padre viviamo a Piazza Vittoria. Quindi Cioè è tu stai proprio- letteralmente poi vendendo tuo figlio. Esatto, letteralmente vendendo Col tuo cognome che vive con te. ed è una cosa veramente difficile. Certo. Però quando ti fanno queste proposte così grandi, Che ti da un cambiano altro la lato, vita. ti cambiano totalmente la vita. Ok. Cioè, prima appunto, io sempre stavamo parlando del fatto se io faccio delle ferie. Sì, faccio delle ferie, chiaramente ho la libertà. Un giorno, se non voglio andare al lavoro, mi organizzo e non vado al lavoro. Però non si ha mai la piena libertà. Io non ho il compitino che finisco, faccio la consegna, do la consegna e arrivederci e sto rilassato. Cioè, al giorno comunque io sento, e non esagero, nei vari punti di contatto che possano essere colleghi, dipendenti, che possano essere anche semplicemente mio padre che mi dice delle cose di lavoro, o delle emergenze, o dei clienti, o la qualunque, comunque sento circa 200-300 persone al giorno, sono tartassato. Quindi sì, me le prendo le vacanze, però so che poi il giorno dopo ho il triplo da fare, o comunque che non esiste il staccare tutto veramente e scomparire. Cioè, io faccio sempre, sai, quella... quando leggo, sai, quegli articoli, ragazza, non lo so, uccisa, ritrovata 3 giorni dopo, così. Se mi succede qualcosa lo scoprono in 10 minuti. Cioè, penso che mi trovo 600 persone. Sì, Che sì, fine hai sì. fatto? Sì, Che sì. fine hai fatto? È chiaro che questi sono i pro e i contro. E quando ti arriva un'offerta del genere, ti dici, ma io, cioè, stacco tutto, mi libero di tutto. Però poi alla fine ci pensi, ci ragioni. Ho amici che hanno fatto exit importanti che E poi magari non si dici, stanno però hai fermi. capito il mio bisnonno cosa ha creato, io lo devo dar via. Ma infatti è una cosa infattibile. Però loro ci fecero un'analisi. Nel nostro particolare caso ci dissero: noi siamo un brand molto riconosciuto, già comunque con un impatto in qualche modo internazionale. Un brand che però non è da nessuna parte. Che cosa significa? Noi non abbiamo 300 punti vendita. Loro è un brand comunque conosciuto che, mettendo iniezione, quindi dando un'iniezione di liquidità, loro aprirebbero 50 shop in tutto il mondo e Marinella in giro di 5-6 anni diventerebbe internazionale, ma internazionale di livello. Terzo punto è che principalmente questi brand francesi sono più forti nel mondo femminile. E noi invece siamo più forti sul mondo maschile. Rappresentiamo Napoli, che è una città che sta crescendo tantissimo, tutti nuovi artisti che stanno investendo su Napoli, riprese cinematografiche che stanno girando qui. Tutti questi aspetti assieme fanno crescere molto, diciamo, il valore dell'azienda, sé per sé. Cioè voi non è un discorso, o forse sì, di esclusività. Ma guarda, no, neanche loro avevano fatto questa analisi generale, avevano impostato, tra virgolette, questi key point nell'analisi dell'azienda. Poi è chiaro che loro fanno delle offerte macroscopiche, cioè, scusami, enormi. Quando poi devono andare nel concreto, poi chiaramente fanno un audit più specifico e poi in genere questa offerta scende, ma poi cercano sempre comunque di fare delle integrazioni a step, eccetera, eccetera. Noi comunque abbiamo sempre rifiutato, però devo dire che non è assolutamente facile e scontato dire no a prescindere. Certo. Ma poi io penso che nella vita bisogna sempre ascoltare e prendere decisioni in serenità. Non bisogna mai Farsi prendere dall'emozione della cosa, ma sai. in tutto. Ci pensi a freddo?
Sì, bisogna sempre essere razionali. Quando si prendono le decisioni in degli stati alterati sono sempre Ma decisioni soprattutto sbagliate. poi decisioni che veramente poi ti cambiano la vita, come abbiamo detto prima. Io quello che ho notato è che in tutti gli ambiti, proprio nella vita in generale, in qualsiasi cosa, dal micro al macro, è come se si facesse sempre un giro, no? È come se fosse un cerchio, un ciclo. Che io mi ricordo ragazzi della nostra età, ma anche persone un po' più adulte, magari i nostri genitori, c'è stato il periodo in cui, sai, così ci andavi vestito sempre, uscivi di casa vestito in questo modo. I ragazzi adesso, o perlomeno una decina di anni fa, invece la cosa un po' più sciolta, un po' più casual. Assolutamente. Adesso invece con altri marchi, altri brand, però si sta riprendendo molto, oltre l'esclusività, ma anche la sartorialità e la qualità del tessuto. E questo mi faceva pensare quanto un brand come Marinella al giorno d'oggi possa proseguire e andare avanti così bene, così forte come è stato magari anni fa per i nostri nonni e i nostri genitori, con i ragazzi di oggi che sembrerebbe questo mondo non appartenga più, quando in realtà poi Allora ti faccio questo ritorno c'è. Ti faccio un'analisi dettagliata, appunto anche quasi psicologica del consumatore. Sì. Allora, come stavi dicendo, appunto c'è sempre una ciclicità Sì. degli avvenimenti, delle mode, eccetera, eccetera. Il tempo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, soprattutto, si andava anche a scuola, alle elementari in Sì, giacca e cravatta. esatto. Cioè, quindi la cravatta era, quindi l'abito, la camicia, eccetera, eccetera, era un obbligo, era una divisa, si usciva così e non c'era quasi libertà di espressione. Ok, del proprio io nel termine del vestiario. Ho già capito dove vuoi andare a Esatto. Quindi quando io, ragazzo, diciamo, di 20 anni, qualche anno fa, ero obbligato dal mio datore di lavoro a indossare sempre determinati abiti, determinate cravatte, che facevo? Andavo nel primo negozio che aveva 300 cravatte, me ne compravo 50 e dico queste vabbè sono da battaglia e le distruggo. Cosa che, attenzione, su alcune camicie, su alcuni prodotti faccio anche io, perché chiaramente indossandoli quotidianamente li distruggo. Allora Certo. è peccato, sai, poi rovinare magari determinati oggetti che indossi per degli eventi un po' più specifici. Quindi, dopo questa fase un po' più di fast fashion, diciamo, chiamiamola fast fashion, bello, di sì. fast fashion, Sì. si è passata a una fase dove non c'è più questo obbligo. Allora ognuno è libero di esprimere ciò che vuole esprimere. C'è il trend del casual, dello streetwear, e tutti virano sullo streetwear. Che cosa succede? Si crea la costola del chi vuole essere un po' più distaccato Unico, da questo unico, da diverso. questa massa, che allora vuole tornare un po' più alla sartorialità. Sai, in un tavolo dove tutti sono vestiti un po' più appunto casual, c'è chi è vestito un po' più elegante, e dico come sei elegante? Allora lui ti spiega, guarda, questo è un tessuto in Tasmania, così, doppia penza, la francese, questa cravatta di Marinella, pensa me l'ha fatta su misura, e ti dice il nome della sarta, così, L'appassionato, l'appassionato, e tutti questi piccoli dettagli che poi ognuno di noi ha la volontà di esprimere il proprio io in queste piccole emozioni. La scelta della cravatta Marinella o comunque di un nostro articolo non diventa più una scelta mass, diciamo di mass market, ma diventa una scelta dell'espressione della propria volontà. E quindi paradossalmente in un mercato globale che dal 2017 ad oggi dell'uso della cravatta si è ridotto circa del 40%, cioè dal 2017 ad oggi le cravatte vendute sono quasi la metà al mondo all'anno, noi abbiamo incrementato la vendita della cravatta. Perché diventa un oggetto, diciamo, distintivo. È la cravatta indossata da tutti i presidenti americani, è la cravatta indossata da Presidente della Repubblica, da 007, è la cravatta esposta al MoMA New York. Wow, non lo sapevo. Cioè, allora, qualche anno fa, sempre appunto nel famoso 2017, sì, ci fu questa mostra chiamata Items is Fashion Modern, con punto interrogativo, dove praticamente esponevano i 111 oggetti più rappresentativi del secolo. Wow, cioè, bellissimo. il tema della mostra era dire:
se potessi fare un resoconto storico degli ultimi 100 anni tramite oggetti, cioè non devi raccontare niente, devi mettere 111 Sparisce oggetti. la razza umana. Quali Esatto. sono i 100 Quali sono i oggetti? degli ultimi 100 anni? Sì. Allora c'era la maglietta bianca Supreme, c'era lo Chanel numero 5, Sì. ma in particolare quello indossato da Marilyn Monroe, che fu trovato sul Cioè il comodino. profumo è lo Chanel numero 5. Lo Chanel numero 5, perché lei, la leggenda vuole che lei andasse a L'avesse dormire prima di- nuda con una goccia di Chanel numero 5. C'erano le scarpe Nike di Ritorno al futuro, quelle che si allacciano da che sole. si allacciano da sole. Ah, E c'è wow. la cravatta Marinella. Quindi, Come essere associati comunque a queste... beh, guarda, è un qualcosa di unico. Io ricordo ero piccolissimo, 2017, quanti anni fa erano, appunto, un Perché bel po' di secondo di me anni. noi lo viviamo in modo diverso. Cioè io ho sempre pensato che comunque l'Italia guarda molto, sai, dal basso verso l'alto agli Stati Uniti. Comunque questi brand che mi hai citato, tutte queste cose che mi hai citato, stiamo parlando comunque dell'America, no? Ecco, adesso stai dicendo perché Chanel numero 5, anche se è un prodotto francese, perché c'è Marilyn Monroe che lo Certo, indossava, certo. la maglietta Supreme, le scarpe di Ritorno al futuro, parliamo dell'America, ok? Ma allora, Noi guardiamo così e tu stavi lì con loro in quel momento. questo fattore, ne parlavo con dei miei amici qualche tempo fa, è dato semplicemente dalla massa. In che senso? Adesso parliamo dello scandalo Chiara Ferragni. Adesso Chiara Ferragni è in un periodo di, comunque, diciamo, di crisi, ma Chiara Ferragni la possiamo tutt'oggi considerare tra i principali influencer italiani. Secondo me è stata sicuramente non tra i principali, ma la più importante. la più importante. Quanti seguaci ha Chiara Ferragni? Una ventina, trentina di milioni? Credo. Ok, ed è stata considerata forse qualche anno fa, nel suo picco, era la più importante, Certo. prima di Kaby Lame. Certo. Ok, l'influencer più importante degli Stati Uniti d'America? Non lo puoi dire, perché non- sono talmente Perché tanti. sono talmente tanti, ma poi L'icona forse non c'è. l'icona, ma ci metto la mano sul fuoco, adesso non so, me ne verrebbero tantissimi, ha sicuramente più di 30 milioni. Ah, questo Ok, certo. e quindi, certo. quindi qual è il fatto? E non solo, cambia anche molto rapidamente, molto più rapidamente che di qua. E quindi qual è il fatto? Allora, Marinella, stiamo dicendo, è diventato famoso magari a Napoli, in Italia, e sta cominciando a farsi conoscere nel mondo. E se Marinella avesse avuto rapportato la stessa identica fama a New York, Marinella fosse di New York e fosse così famoso in tutta New York, poi di conseguenza la stessa fama che ha in Italia, in tutti gli Stati Uniti, e poi dagli Stati Uniti nel mondo, noi avremmo, penso, il fatturato per 45. Sarebbe un'azienda esatto, certo. molto più grande. Certo. E quindi sai, Cioè questa... sei d'accordo se fosse Assolutamente, nato... assolutamente. Quindi quello che Ah, dico ok, è, ok. noi guardiamo l'America con ammirazione, pensando agli americani, come sono forti, eccetera, eccetera, ma è semplicemente un fatto di grandezza e di mole della Sì, anche della cioè, popolazione, della lingua. dico un'eresia, no? Ok. Ci fanno il paragone, per esempio si dice che Elodie sia la Dua Lipa italiana. Ok, ma la fama che ha Dua Lipa non è minimamente, paragonabile. Ok, ma perché è americana? Se Sì. Dua Lipa Sì. viene presa, le cancelli le canzoni in inglese, la fai cantare Sì. in Italia, Sì. sarebbe sicuramente famosissimo, un fenomeno, ma chiaramente il parlare italiano è un limite. Parlare Sì. inglese e cantare in inglese è sicuramente molto più internazionale. Infatti se ci ragioni molto su questa questione, alla fine secondo me la soluzione che trovi o il motivo comunque al quale arrivi è la barriera che c'è anche linguistica e culturale. Ah, Allora, assolutamente. culturale no, perché culturale io penso che adesso ormai siamo talmente tanto globalizzati e ci siamo fatti condizionare talmente tanto dall'America che la nostra cultura sta diventando molto molto simile. Però, nonostante la nostra storia, dico adesso, però, ecco, la lingua è sempre quella barriera oltre la quale non puoi. Perché l'americano che canta in italiano non lo senti a meno che non sia Mamma Mia dei Maneskin, o che comunque è tutta in inglese e poi ci sta solo Mamma Mia come parola all'interno. Sì. E poi tu fa l'americano, cioè capito? Sì. Questo è al massimo O Sole Mio, che lo cantano anche in Giappone. Però ecco, queste sono le pochissime eccezioni. Però quello che dicevamo qualche giorno fa con degli amici è che anche l'artista italiano, un eventuale joaillier che va in America e incontra Kanye West, per esempio, ok?
ovviamente Kanye West non sa minimamente chi è Geolier, certo. però per noi, capito, forse è quasi più importante, credo, da napoletano un Geolier che un Kanye West, però anche Geolier guarda Kanye West con quell'ammirazione, È perché chiaro, guarda questo che è, chiaro. nonostante lui è una figura che qui è, capito, una persona molto importante Assolutamente sì. e di spicco, di rilievo nella nostra città, specialmente, ma in Italia, capito? Quindi ci sta questo gap che è gigantesco comunque col mondo. Ma guarda, allora, appunto, c'è questo gap che è enorme, perché la fama che hanno queste persone, cioè diventare un brand famoso negli Stati Uniti, vuol dire che sei internazionale in tutto il mondo. sì. Diventare un brand famoso in Italia non sei ancora internazionale. Per arrivare poi a però, cosa? però ci tengo a dire, perché così chiudiamo questo aspetto, che è l'aspetto più importante. Forse vuoi dire la stessa cosa? No, dico, in realtà gli americani ok. guardano all'Italia con un'ammirazione incredibile. Sempre perché per loro siamo quella cosa, ecco, forse per loro siamo esclusivi, cioè nel senso che il brand, l'artigianato, la sartoria, Ragazzi, ma il adesso cibo. faccio un discorso molto forte, Ok. diciamo così, dai. Con le censure, così Sì. mi censuro, no, sto scherzando. Sto scherzando. Possiamo bippare, l'unica Allora, cosa che no, possiamo sto fare. scherzando. No, sto scherzando, faccio un discorso basato su stereotipi. Ok, certo. Allora, ho avuto nella mia vita la fortuna di viaggiare comunque molto, ok? E andare molto spesso in America, molto spesso in Giappone, ok. Allora, come vi immaginate il ragazzo medio americano? Allora, io me lo immagino così, ok? Me lo Io lì ci ho immagino. vissuto, quindi so che significa. Ok, allora, a meno che non vivi a New York, a Manhattan, eccetera, eccetera, ma l'America è enorme, ok? Io dico sempre però che New York e Los Angeles non sono America. Non sono America, Ok. infatti io andai a Newton, una piccola cittadina vicino Boston, se non sbaglio. Andai a Newton e a Newton andai in autunno. Allora, scuolabus gialli, sai, di quelli che vedi nei film che accompagnano tutti i bambini. È veramente che vanno come a nei scuola. film, dici tu. Così, ok, io mi immagino, ok, Sì. il ragazzo che ha lo zainetto, che viene accompagnato a scuola, che va a scuola nel college, o quello che è. Poi la sera fa i party famosi che vediamo in tutti i film. Così ritorna nella sua stanzetta che non sta al piano terra, ma No, sta, devi salire le sta scale. tipo la casa dei Simpson, Certo. sai che sale le scale, c'ha i poster, Sì, sì, sì. c'ha i poster Delle in camera, band, così, e dorme nel suo lettino, ma lui è un ragazzo tipo Isner, sai, il giocatore di tennis, 2 metri, e quindi sai, esce con i piedi dal letto. Io così me lo immagino, Ok. l'americano tipo, e questa è la sua vita quotidiana di tutti i giorni, sai, comunque sempre queste autostrade enormi, comunque vita in America così. Stessa cosa in Giappone, come te lo immagini, sai, non per forza, dicevo, a Tokyo, Kyoto, queste più grandi città, ma il ragazzo giapponese che sta in provincia, perché la maggior parte, diciamo, quindi non in sono campagna, città, sì, esatto, sì, in sì, campagna, lì chiaramente che dorme sul tatami, che sta col nonno che gli prepara, sai, I mochi, il tè, il tè, quelle cose di riso, Sì. eccetera, eccetera, e vivono questa vita così. Ok, ma loro vengono in Italia, no? Vengono in Italia e trovano, vanno a Positano. Io sono andato, ogni anno cerco, essendo noi napoletani, di fare qualche giorno a Positano, ma anche solo perché è bello, trovi un sacco di persone strane. Praticamente a Positano si parla inglese, non si parla italiano, sono tutti strani, ma stessa cosa a Capri. Sì. Tu vai lì e vedi un posto che non esiste sulla faccia della terra, sembra non lo so, l'isola che non c'è di Peter Pan. Vivi, mangi benissimo, trovi le persone cordiali che ti cucinano davanti a te, ti fanno, sai, con calzoni il sorbetto, tutte Vedi queste cose. quel promontorio così con le case che danno sul mare. Tu vieni a lavorare in Italia, per dire, dico una cavolata, a Napoli ma anche una Big Four, sai, da Price, non lo so, esci alle 6, gli amici ti vengono a prendere in gommone, ti fai un bagno alla Gaiola, non si può neanche più fare il bagno alla Gaiola, però ti fai un bagno, che non so, dove sta Villa Lauro, bevi dalla fonte d'acqua così, cioè, ma dove le trovi queste cose? Ma non esistono, cioè, è il paese dei balocchi. Allora, questa è una discussione che ho avuto con mio fratello, un amico molto stretto che vive a Los Angeles. Ok. Lui a settembre verrà qui in Italia. Vuole vedere Positano. Sì. La prima cosa che l'americano fa, voglio vedere Positano e Capri. Sì. Ok? E io infatti ho scritto, io ancora non ho capito perché voi americani pensate che Positano sia così bella. Per amor di Dio, stupenda, però non è... Certo. Magari Capri è pure più bella personalmente.
ti assicuro non è come te l'aspetti. E lui giustamente mi ha risposto: io non ho capito perché voi europei pensate che Hollywood sia bella. No, ma è Per vero. loro è la stessa cosa. Ma Hollywood sono È una stradoni, cioè percezione- autostrade con Esatto, palazzi. esatto. Non solo per andare a vedere l'Hollywood Sign, devi farti tutta questa camminata, poi bruttissima, in mezzo allo sterrato. Cioè, non è come te l'aspetti. È solo il mito e la leggenda del Sì, ma Hollywood ragazzi, positano. è così, cioè anche, guarda, c'erano i famosi video di Liberato di qualche anno fa, Sì. sai, dove c'erano, adesso non ricordo, anche quel ragazzo che è morto. Sì, ultimamente. tipo Gaiola Portafortuna. Esatto, quelli primi. esatto. Dove praticamente lì è proprio un estratto della Sì. vita adolescenziale napoletana, sai? Sì. Tu che finisci gli studi a scuola, vai a prendere col motorino la Sì. fidanzatina, ti fai un giro, vai a San Martino, Sì. vai alla Gaiola, scendi, ti fai un bagno, vivi, cioè queste emozioni, ma non le trovi da nessuna parte. E sono Però delle qua cose- veramente è così, è vero. Qua è veramente, Qua veramente qua così. è reale. Cioè, sono Sì. cose che ho vissuto. Io da piccolo, abitando a Piazza Vittoria, che c'è la villa comunale di fronte, cioè io veramente da piccolo mi organizzavo con gli amici, andavo a giocare col Super Santos per strada, a tirare, sai, dove stanno le cancellate. Cioè, queste sono cose reali. Poi ti sentivi con la fidanzatina, ti vedevi, andavi sul lungomare, ti sedevi con i piedi nella sabbia, col mare, così, ma anche a ottobre. Però Cioè, c'è da dire che Napoli, nello specifico, io penso che sia al di fuori dell'Italia. Cioè, come se fosse per me un paese, una città a parte. È vero, però guarda, anche al nord, anche dovunque sei, diciamo, a un'ora di macchina raggiungi posti sempre, ovunque sei, incredibili. Qua però ce l'hai sotto casa. È vero, qua c'è proprio sotto casa. Esatto, cioè tu da piccolo sei abituato a vedere determinate cose, a vivere determinate esperienze e cose che non credo siano più uniche rispetto al resto sicuramente d'Italia, perché ce l'hai proprio sotto i tuoi piedi. Cioè noi abbiamo l'immagine proprio classica Sì. della mamma che chiama dalla finestra i ragazzi che stanno giocando a pallone, salite che è pronto a pranzo, e questi pranzi enormi così, la parmigiana di melanzane, la pasta, Sì, cioè sì. queste cose che a noi ci sembrano banali ma non si trovano mai in tutto il resto del mondo, assolutamente. E infatti, anche per esempio, non so se l'algoritmo di Instagram o dei vari social, mi escono a volte, sai, dei reel dal punto di vista americano, sai, tipo quando stai, tutto chiaramente in inglese, quando stai cercando di risparmiare tutto l'anno per farti le vacanze in Italia. Certo. E tutti vogliono fare le vacanze in Italia. Sì. Cioè, è un posto bellissimo. Ma tu vai a Venezia, ma dove la trovi Venezia? Cioè, dove sta Venezia nel resto del mondo? Ma Pompei? Tu vai a Pompei e trovi una città perfettamente coperta dalla lava, anzi dalla cenere Pompei, Sì. perfetta. Ma dove? Non esiste, non esiste. Cioè, alla fine vai a vedere il Grand Canyon, sì, ma è una Ora fossa enorme. Esatto, sono dei sassi messi così con questi varchi giganteschi. in Sì, mezzo. pazzesco, è tutto enorme, Stupendo, c'hai sì. le cascate del Niagara, c'è un sacco di cose della natura. Certo. Ma ragazzi, in Italia, voglio dire la cosa, ci sono anche il maggior numero di siti UNESCO, più di tutto il mondo. Cioè, quindi giochiamo proprio, motivo per il quale, se voglio fare poi un discorso serio, vedi, adesso mi sono sbilanciato, adesso Ci rimettiamo ci rimettiamo nella carreggiata. Noi italiani abbiamo sempre parlato di crisi, ecco, in Italia non funziona niente, ecco, così. Ma è chiaro, cioè nel momento in cui e ci stava adesso, non ricordo, anche un film famoso, cioè l'Italia è quel posto, ma soprattutto io parlo sempre di Napoli perché chiaramente lo vivo e non voglio parlare di cose che non conosco appieno. Napoli la conosco bene, cioè a Napoli, se tu hai la possibilità comunque di, se hai una casetta di proprietà in riva al mare, c'hai una barchina proprio a remi così, e tu stai a novembre sulla barca la mattina a prendere il sole così, A ma novembre. che voglia di lavorare hai? Cioè, è chiaro che siamo in crisi, è Sì. chiaro che siamo in crisi. Se tu invece stai su uno stradone e non c'è niente e vedi, l'unica cosa che vedi è uomini in giacca e cravatta che lavorano così, che stanno dentro un ufficio, eccetera eccetera, tu hai quegli obiettivi. Certo. Ma nel momento in cui vedi una città che ti offre una vita incredibile, ma l'Italia ti offre un qualcosa sempre di incredibile, delle emozioni uniche,
allora sì, ci troviamo in crisi perché purtroppo le generazioni prima di noi hanno capito che viviamo nel paese più bello del mondo, dove si vive oggettivamente meglio, e si sono adagiati sugli allori, e noi siamo la generazione che si ritrova un po' a pagarne le conseguenze, ma ne usciremo, ne stiamo uscendo, e l'Italia ritornerà totalmente in auge. Certo che però è vero, se ci pensi, cioè, seppure tu non hai voglia di fare niente, scendi e c'hai qualsiasi cosa, cioè c'hai tutte le possibilità davanti a te. Sì, sì. Ti prendi mangi il cibo più buono del mondo, ti mangi una bella pizza, una pizza a portafoglio. Ecco, ti metti a giocare con i bambini a calcio, a pallone, nei vicoli, te ne vai sulla barchetta a novembre, dicembre, può essere pure gennaio, comunque c'è sempre un bel tempo. Sono tutti stereotipi, però è vero, ti condizionano la vita. Sì. È così. Bellissimo. E questo è il motivo per cui magari Marinella resta eccellenza, e resta soprattutto in Italia. Ma perché sai, ha un'identità e cerca di esprimere questa identità, non la vuole imporre, semplicemente esprime un concetto reale. Ritornando sul vostro prodotto, lo sai, io quello che pensavo prima quando parlavi appunto dell'obbligo, ecco, della divisa, Sì. a volte anche nelle piccole cose, dare quel tocco di creatività, quel tocco di fantasia, Sì. anche ad una cravatta, serve pure per distinguerti, no? Quindi magari prima che tu eri obbligato ad indossare appunto la cravatta, la camicia, quello che è, questo è un segno distintivo che Sì. ti fa spiccare tra tutti, anche perché Assolutamente. l'essere umano, secondo me, ce l'ha sempre quella cosa del voler emergere, no? Totalmente. Rispetto Totalmente. questo te lo permette, cioè Sì. quella piccola cosa, il gadget, l'accessorio, è quello che poi ti rende unico, perché in realtà dice poi molto di te. Ma guarda, hai espresso anche ciò che adesso, dal mio punto di vista, è l'evoluzione del lusso. Cioè, mentre prima, forse al tempo dei nostri genitori o dei nostri nonni, il lusso che cos'era? Era un qualcosa di costoso. Costoso, cioè semplicemente c'era una Sembra grande... banale, ma non lo è, perché pure Allora, c'era una grande distinzione. Forse, guarda, noi viviamo in un periodo storico dove... ridicolo. sì, no, diciamo... Perché adesso il vero lusso, cioè il lusso, proprio il termine lusso, il concetto, scusami, lusso, secondo me non esiste più. non esiste più. Perché ora, bene o male, è tutto accessibile, molto accessibile a tutti, ma non solo. C'è o il lusso o l'extra lusso, quella Sì. cosa proprio super esclusiva d'elite, ok? Sì. È strano. Ma dove guarda, stiamo- adesso ci sono queste costole del lusso e questa evoluzione che ha preso un'evoluzione molto particolare. Allora, considera che ai tempi appunto dei nostri nonni, ti parlo in questo caso dell'abbigliamento, non esisteva il fast fashion, cioè non esisteva H&M, OBS, che andavi e compravi 20 magliette o 20 pullover, cioè prima non esistevano le giacche già fatte. Prima le giacche andavi dal sarto e te lo facevi fare. E ti facevi metterle più tasche per essere più pratiche. Comunque erano delle cose che dovevi indossare, che te le dovevi portare. Se si rompeva ti mettevi la toppa. Cioè, nel senso, sono cose reali, attenzione. Il lusso che cos'era all'epoca? Era il notaio, l'imprenditore che magari aveva la macchina di un certo tipo, che determinate altre persone non se la potevano permettere, ma solo per una questione economica. Adesso, che cos'è il lusso? Non è più una questione economica, perché tu puoi avere anche tutti i soldi del mondo che vuoi, ma devi avere accesso a determinate possibilità. Ed è, per Lì esempio, rientriamo nell'esclusività degli il mondo orologi. dell'orologeria è questo, il mondo delle ferrate. Non è che se tu hai, cioè se io vinco al Superenalotto, Sì. ok, ma perché magari io sono Marinella e quindi magari ho una strada preferenziale. Però lo ma se devi che non te lo danno. No, non te lo danno, ma se vai a una concessionaria Ferrari, salve, vorrei prendere questa Ferrari. Sì, lei chi è? Esatto, sì. E quello sta diventando il lusso. Non è Giusto, il lusso non è diventato più una questione di soldi meramente economica, ma è diventato una cosa appunto di esclusività e di conoscenza. Le scarpe Lidl. Le scarpe che costavano 11 euro, quanto È vero, costavano? Ed erano è diventate vero. lusso, c'erano le file perché la gente non le poteva prendere. Adesso prima guardavo il Mission to Jupiter, c'erano gli Swatch, che la Swatch non ha mai detto che Follia. sarebbero stati comunque tolti dalla produzione, anzi sarebbero stati sempre continuamente prodotti. Ma c'è stato- C'erano le file, perché?
perché la gente voleva prendere un qualcosa di unico che poi richiamava allo Speedmaster, che invece è il primo orologio sulla luna, eccetera. Sì, che poi cazzata enorme perché, ecco, ti prendi questo, però quello era più accessibile. Sì, ma quello era più accessibile. Esatto. Capito? Cioè, paradossalmente è diventato più accessibile il giocattolino di plastica che il fatto vero. Sì. E quindi questo sta diventando così il lusso. Allora, paradossalmente, diciamo, questa cosa in qualche modo ci ha giovato, perché noi che abbiamo da sempre fatto comunque stampe, noi stampiamo in Inghilterra, abbiamo una stamperia in Inghilterra, stampiamo tutte le nostre sete lì, la produzione a Napoli, chiaramente, quindi le sete stampate arrivano a Napoli, abbiamo le sarte, ma praticamente 150 metri dal negozio, che hanno il laboratorio, che quindi creano pochette, gli orli appunto dei flyer. Cioè, vuol dire veramente che è fatto a mano? È tutto totalmente fatto a mano. Chiunque vuole venire, diciamo la mattina, meglio, perché poi il pomeriggio si fanno tutte le consegne, qualsiasi giorno, senza avvisare, viene in negozio, lo portiamo in laboratorio. Cioè, tu offri pure la possibilità di far vedere il processo. Certo, assolutamente. Uno si può scegliere anche il tessuto, si fa la cravatta su misura, senza problemi. E questa cosa è il lusso. E qui non è che noi produciamo in serie, in massa, quindi sono uniche. E questa unicità è un qualcosa di... E poi ti ricorda qualcosa? Cioè la cravatta che indossi? Sì, perché parlavamo di ricordi e di nostalgia, allora, no? Considera che io, personalmente non ho tante cravatte, ne avrò circa una ventina, ma ogni cravatta ha un determinato ricordo. Per esempio, noi della famiglia indossiamo sempre cravatte con piccoli difetti. Questa, se non sbaglio, Con piccoli difetti. Questa, se non sbaglio, ha un filo tirato, adesso non ricordo quale fosse il difetto di questa cravatta. Ma mettiamo sempre cravatte difettate, perché comunque sono quelle che andrebbero poi al macero o comunque ritagliate e utilizzate per magari piccoli accessori dove viene escluso il difetto, e per non buttarla là indosso. Ma veramente in determinate circostanze, magari mi è capitato a volte, sai, di fare la valigia e non portarmi la cravatta, okay. E quindi lì, e tu non puoi. E quindi lì, esatto. Tu non puoi. Poi altre volte magari ci sono anche alcuni disegni che mi sono piaciuti particolarmente. Pensa, guarda, ti racconto questo aneddoto, peccato che non l'ho messa. Praticamente noi abbiamo un archivio storico di disegni, diciamo, se mi dici che addirittura alcuni possono essere unici, certo, centinaia di migliaia di disegni. Vidi questo disegno che mi piacque veramente tantissimo, e c'era una cravatta già realizzata ma che stava in deposito da tanto tempo. Dissi no, questa cravatta mi piace troppo, la presi, la portai in sartoria, la feci un attimo riaggiustare, perché chiaramente se non viene indossata per tanto tempo, soprattutto se sta schiacciata magari con altre cravatte, si va ad appiattire. Quindi la feci riprendere, eccetera eccetera, ed era diventata la mia cravatta preferita. Questo ti parlo di vari anni fa. La fidanzatina dell'epoca praticamente purtroppo morì suo nonno, e quindi tutte le cravatte comunque non volevano buttarle, e ci fu la ridistribuzione fra i vari parenti delle varie cravatte. E io che stavo anche lì dissi: Ale, dai, prenditi anche tu una tua cravatta, così ritorna all'origine. E io scelsi una cravatta che mi piaceva tantissimo. Sono andato a vedere, era una fantasia molto simile, diciamo, ma ti parlo sarà stata una cravatta di 60-70 anni fa, molto simile a quella che poi avevo scelto. Quindi i gusti personali sono sempre comunque affini e restano nel tempo. Quindi ogni cravatta c'ha una storia. Adesso quella cravatta che scelsi mi ricorda questo brutto, tra virgolette, aneddoto della fine del nonno della fidanzatina. Quell'altra era quella che scelsi, diciamo, che stava quindi ogni cravatta ha una... Però ecco, è come vedi, gli accessori sono quelle piccole cose che ti danno poi quel ricordo, quell'emozione. Assolutamente. E ti fanno pensare, appunto, ricordare ad eventi passati o a cose belle. Ecco, magari io mi immagino come può essere per me con un profumo, un orologio, ti metti una cravatta quel giorno perché vuoi stare bene, perché vuoi ricordarti quel bel momento, quel bel ricordo, quella bella cosa che ti fa vivere meglio la giornata. Bello, sì. E sono quei piccoli gadget, quei piccoli accessori che su di noi poi ti fanno esprimere un pochino la tua personalità, sì. no? Sì, poi uno, quando sa queste storie, anche se non le racconta, vive inconsciamente, esatto, bravo, un'emozione che comunque la fa trasparire. Bello. Allora, Alessandro, io sono contentissimo che sei passato qua al podcast, ed è bello. Grazie per avermi invitato. Che hai raccontato la vostra storia e questa eccellenza, ecco, italiana, napoletana. Grazie mille.